Anche lei qui oggi presente a testimoniare la vicinanza con la categoria di carrozzieri di Confartigianato. Assolutamente, io ringrazio anzi dell'invito e dell'occasione di questa tavola rotonda che l'associazione ha inteso organizzare. Trovo che sia un modo efficace per spiegare veramente bene qual è la questione. È fondamentale, noi la condividiamo e capiamo le giuste istanze di un settore che si trova in difficoltà, il settore della piccola impresa artigiana, poi tra l'altro è il settore produttivo di base nostro, della Veneto, della Nord-Est, quindi insomma a maggior ragione in un momento di crisi come questo va tutelato, dà posto da lavoro a moltissime persone, a moltissime famiglie, un settore che adesso a causa di una norma assurda che è stata inserita in un decreto, appunto il decreto Destinazione Italia, si trova in una difficoltà con rischio addirittura di chiusura, una norma che va cambiata, perciò noi come movimento, gruppo della Lega Nord, da subito abbiamo condiviso queste istanze perché capiamo il motivo anche per cui era stata posta questa norma, crediamo forse per troppa pressione di una lobby potente come quella del mercato delle assicurazioni. In realtà è un mercato che va tutto ben regolamentato, però non così, non in questo modo. Abbiamo delle proposte anche alternative che raccolgono le istanze appunto di questo settore, di questa categoria, che sono di buon senso e li stiamo portando avanti proprio in questi giorni. Alla Camera c'è in esame questo decreto. Forse proprio domani si voterà l'articolo in questione, che è l'articolo 8, noi speriamo che anche le altre forze politiche che a parole dicono di comprendere le ragioni della categoria, alla fine poi votino in maniera coerente rispetto a quello che dichiarano.